Rifondazione Comunista invece a Portogruaro si ributta nella mischia dopo il commissariamento, e allora con Rosario Padovano troviamo l'esponente di spicco del partito della Rifondazione Comunista, Andrea Buffon, che tra l'altro si era candidato a sindaco. Prego. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, abbiamo invitato Andrea Buffon, già candidato sindaco per Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani a Portogruaro, poi voi vi siete apparentati al ballottaggio con Bertoncello. Esatto. E possiamo dire che siete stati determinanti per la vittoria di Bertoncello anche. Beh, certo, la vittoria al secondo turno della coalizione capitanata da Antonio Bertoncello ha avuto un importante apporto dalla nostra formazione politica. E noi naturalmente siamo stati alleati leali e abbiamo sostenuto Bertoncello in tutta la sua, seppur breve esperienza amministrativa, che è stata anche la mia esperienza amministrativa come assessore alla giunta guidata da Antonio Bertoncello. Lei era assessore con quali deleghe? Alle politiche giovanili e al decentramento amministrativo. Quanto concerne le politiche giovanili è stato importante questo mese che è trascorso molto presto purtroppo per tentare di continuare il progetto Spaziosamente Giovani, che adesso come adesso difficilmente vedo che potrà avere luce per il prossimo anno scolastico. Adesso è partito, però non so per quanti mesi potrà durare, penso perlomeno fino a ottobre, poi vediamo, insomma, speriamo. Qual è la vostra posizione sul commissariamento, Buffon? Si poteva evitare tutto questo? Il commissario è un male, è un bene per la città? Allora, mi sembra di capire che su certe cose la caduta della giunta sia negativa, abbia delle ripercussioni negative. Beh, certo, se da un lato naturalmente noi speravamo che si potesse arrivare quantomeno fino a dicembre con la gestione, in qualche modo dell'attività politica portoghese, anche dall'altro lato è vero che comunque il fatto che non ci sia una giunta non deve fare in modo che non ci si faccia politica a Portogruaro. Noi stiamo continuando a fare la politica, abbiamo fatto un'assemblea pubblica a Lugugnana sul tema delle centrali biomasse e è venuta molta gente che era interessata a questo problema che sta riguardando il nostro territorio. È importante che comunque si faccia in modo che la gente sia di nuovo coinvolta e non solo spettatrice della scena politica portoghese. Certo. Ringraziamo dunque Andrea Buffon, la linea alla redazione centrale, grazie. Grazie anche da parte mia.